Ho approfondito, non mi sono limitato a restare stupito, ma ho chiamato la Digos, sono rimasto lì fino a 10 minuti fa, ho chiamato la prefettura, ho parlato con tanta gente prima che entrasse al seggio e tutti mi hanno confermato che la matita non era copiativa, si cancellava con estrema facilità e sono stato, diciamo, ero già sorpreso dai messaggi che giravano ieri, ero incuriosito da questi messaggi che giravano ieri. E stamattina il presidente di seggio, che non mi ha saputo rispondere, io quando ho chiesto se la matita era copiativa o meno, non mi ha saputo rispondere, mi ha detto lei vada a votare. Questa cosa mi ha insospettito. Certo. Quindi da quel momento sono rimasto lì davanti ai seggi, ho fatto un po' questo tipo di verifiche e ne ho avute decine e decine. Sì. Quando la Digos è arrivata, quello che invece mi ha, diciamo, lasciato davvero di stucco è che si sono categoricamente rifiutati di fare una prova su una scheda elettorale. Certo. Ho chiamato anche la prefettura e mi hanno detto che loro non possono farlo, dice però è volta del presidente sospendere le operazioni di voto. Dico, certo. È normale che si continui a far votare la gente in tutta Italia con delle matite che non sono quelle copiative?